Soltanto due parole. Dimmi. Insieme al mio amico qua presente. Forza Napoli! Per motivi tattici. Per motivi tecnici. Ma Grazie mille, vediamo se ci sono altri tifosi che magari nell'euforia. Prego. Napoli ale ale! Napoli ale ale! Anche se saranno qua! Che Napoli? Terrorista! Terrorista! Forti, siamo forti, grande giornata, grande partita, grande Napoli! E torneremo Siamo tornati! Siamo tornati, quindi è questo il grido che arriva dai tifosi qui a Lecce. Giornalista terrorista, Ciro probabilmente avrà letto qualche tuo articolo. No, perché stavi di là. Noi stiamo andando a mangiare la pizza. Sì. De Laurentiis ha fatto un gioco di comunicazione e proprio di mediazione non indifferente. Siamo tornati? Siamo tornati, non ce ne siamo mai andati. Qualcuno già dice l'Inter preoccupati. Noi non ci preoccupiamo di nessuno. No, che l'Inter si deve preoccupare del Napoli. Assolutamente adesso sì. stasera ricordiamoci la vittoria. Noi siamo vicini alla squadra sempre. Ciao ragazzi, Vediamo martedì a Napoli. Napoli anche se saranno guai, non ci lasceremo mai. Ciao ragazzi. Vieni, vuoi dire qualcosa in diretta? Ti vedo carico, vieni. Quanto ti sei divertito? Tantissimo, Il Napoli vince con il Real Madrid? sì, Il Napoli vince di nuovo lo scudetto quest'anno? sì, Allora se urli un Forza Napoli più forte è, più aumentano le possibilità di un altro scudetto. Forza Napoli! E allora possiamo stare tranquilli, ecco qui, vieni. Velocissimo. Fatta, giusto un secondo finalmente. Diciamo che sono andato vicino, sulla vittoria abbiamo azzeccato, il risultato diverso, avevo pronosticato 1-2 invece 0-4, ancora Non ce meglio. l'aspettavamo nemmeno, nel senso che immaginavamo una vittoria più ragionata. Invece abbiamo provato un exploit esagerato, Vero. con un turnover annesso, ha funzionato, ha avuto ragione Garcia, la squadra ha girato, palla a terra, fraseggi incredibili. Dobbiamo essere solamente felici e sperare che tutto continui, perché non si tratta di magia, si tratta di realtà, la squadra c'è, giocano, è assodato, quindi mi auguro che la cosa possa andare avanti così. I fantasmi sono andati via definitivamente o ci aspettiamo qualche altra partita prima di pronunciarci? No, quello io mi aspetterei, ma semplicemente per il fatto che a me dispiace molto che Osimhen reagisce così a ogni gol. Questa cosa non va bene, mi auguro che questi dissidi, queste scaramucce insomma finiscano qui, perché non è bello esultare noi dallo slide spot e vedere il nostro idolo e invece è fermo lì che c'è qualche malessere, quindi mi auguro semplicemente che la cosa venga ripristinata in squadra. Tutto qua. Perfetto, ti lascio libero, grazie mille ed è sempre un piacere trovarti. Vieni che hai portato bene. Allora, quanto ti sei divertito? Ti aspettavi una vittoria addirittura così? Allora, mi sono divertito tantissimo, ringraziamo ovviamente il nostro Napoli per averci fatto sognare anche oggi. E non mi aspettavo una vittoria così larga, però sono contentissimo, sono contento sia per il gol di Gaetano, perché da napoletano lui è stato pure molto contento per aver segnato, mi ha fatto molto piacere per il ragazzo. Il Real Madrid, adesso cosa ti aspetti da questa partita? Allora, il Real Madrid è la squadra più forte al mondo attualmente, però non voglio dire altro, però possiamo fare qualcosa. Ho capito ancora prima, pur non pronunciandoci, ho capito perfettamente. Osimhen, anche molti tifosi mi dicevano, però che peccato Osimhen che segna, non esulta, si vede che è ancora un po' amareggiato. Credi che si possa risolvere? Che sensazione hai? Allora, secondo me il Napoli ha sbagliato a far pubblicare quel video, perché comunque è il giocatore più importante della squadra, lo possiamo dire. Però secondo me si può risolvere, perché alla fine è una cosa non tanto importante, però secondo me ha sbagliato pure lui a fare il gesto di togliere tutte le foto con la maglia del Napoli, perché è una cosa importante la maglia napoletana e quindi non doveva farlo. Secondo me si deve risolvere, soprattutto perché
appunto il giocatore più importante che abbiamo e fino alla fine del campionato ci servirà tutte le partite. Assolutamente, pure perché questo dicevamo, se vuole andare via ai noi pazienza, sono andati via in tanti e veramente il Napoli ha comunque fatto grandi cose indipendentemente dalle partenze. Però c'è un'intera stagione da disputare e certo si fa poi un po' un'area pesante se dovesse continuare così con il Bruncio. Il Napoli ha fatto un passo indietro con il tweet, con il comunicato, specificando che non c'era assolutamente alcuna intenzione di voler offendere il giocatore, ma questo era francamente abbastanza ovvio e scontato. Dall'altra parte chi si doveva scusare anche lo ha fatto all'interno della società, manca solo un passo indietro che è quello del ragazzo con il suo agente che hanno minacciato azioni legali. Speriamo di no, speriamo che le minacce di Osimhen arrivino a qualcun altro, però alle avversarie, in modo che questo Napoli possa appunto lottare per entrare in Champions o lottare per la corsa a scudetto. Tu cosa dici? Allora, per la corsa in Champions credo che il Napoli sia abbastanza distradato. Per lo scudetto non voglio dire niente perché appunto sono molto scaramantico, però secondo me l'anno prossimo questo lo possiamo riavere. Ah, bella questa, bella. Io ti ringrazio ed è stato un piacere. Forza Napoli sempre. Forza Napoli, un commentino live. Ecco qui con tanto di cappello, questo Napoli è tornato, non è mai andato via. Allora, per quanto mi riguarda abbiamo bisogno di una prova un po' più attendibile per dire di essere effettivamente tornati. Perché Lecce, Udinese soprattutto un po' disastrato, Lecce ottima squadra, stava andando bene, però la dimensione è quella. Vediamo con Real Madrid. Continuiamo su questa strada perché i segnali sono buoni, speriamo che si riesca pure a risolvere le varie beghe interne alla squadra. Osimhen l'ho visto ancora un po' polemico nell'esultanza, l'importante è che faccia gol, poi tutto si risolve. Io proprio qui volevo arrivare con Osimhen, magari passiamo anche all'amico qui presente. Osimhen segna e non esulta, qualcuno dice non ci interessa, l'importante è che segni e stop, qualcun altro dice però è un peccato, è indirettamente anche un'offesa se vogliamo. Tu come la vedi? No, è una polemica inutile secondo me. Per me rientrerà tutto nel breve termine, la società saprà come fare, lui anche, soprattutto la squadra comunque accompagnerà questa situazione alla miglior soluzione, quindi siamo tranquilli, niente allarmismi sicuramente. Perfetto, sì. Io ti chiedo invece, magari ne approfitto per andare anche dietro, se questo Napoli dovesse essere confermato, diceva l'amico, serve una prova del 9 con un avversario importante. Perché abbiamo vinto a Sassuolo che le ha date di santa ragione a Juve e ad Inter. Ok, abbiamo vinto col Frosinone che sta facendo benissimo, siamo venuti qua a vincere 4-0 con Lecce che aveva 11 punti e stava giocando un ottimo calcio. Alla fine il Napoli di Spalletti è il passato, è questo quello di Garcia, dimentichiamoci quel Napoli, questo è un Napoli più pragmatico, probabilmente meno bello sicuramente, ma per vedere se raggiungerò meno risultati bisogna solo aspettare, stare vicino alla squadra. Speriamo, una domanda anche per te, così non te... No, ok, io vi ringrazio della disponibilità, ragazzi. Lui è triste perché pensa al viaggio di ritorno che ci aspetta, quindi però lo solleviamo noi. Va benissimo, non voglio chiedere con cosa, ma l'importante è che lo sollevate. Risentendo i cori e rivedendo i gol di questa bellissima giornata. Perfetto, vi ringrazio, ciao, grazie.